Più di 300 milioni di euro scoperte dalla Guardia di Finanza in Veneto sul fronte dei bonus per l'edilizia, un dato destinato a crescere con la chiusura delle prossime indagini, messe a punto nuove tecniche investigative. Siccità allo stato di emergenza chiesto dal Veneto per obbligare il Trentino ad aprire laghi ed invasi, Cuneo Salino risalito di 20 km sul Po, gli agricoltori altri 10 giorni e tutto il raccolto del Polesine è perduto. Potranno uscire dal carcere la padovana Francesca Scalfari e il marito Simon Wood, in prigione a Zanzibar dallo scorso 7 giugno, cadute le accuse di riciclaggio, ma il caso non è chiuso. Il racconto di Lorenzo Tassoni, il 25enne che a Treviso ha afferrato al volo la bimba di 4 anni caduta dal balcone. Il sindaco Conte lo chiama lunedì un premio in comune, ma io dice non sono un eroe. Troppe spese, il rincaro delle bollette, l'aumento delle tasse e il crollo delle vendite. A Padova il 30 giugno chiude dopo 4 generazioni una delle edicole più antiche e conosciute della città. Non si ferma l'impennata di contagi Covid in Veneto, oltre 6.000 in 24 ore, con 5 decessi, ma gli ospedali reggono. Il virologo, la variante Omicron 5, la più contagiosa, ci aspettano diverse ondate. Da oggi in mostra alla Gipsoteca di Fossagno il dipinto di Antonio Canova, ritrovato e riportato all'antico splendore grazie ad un minuzioso e meticoloso lavoro di restauro. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli, ammontano a più di 300 milioni di euro le frodi scoperte dalla Guardia di Finanza in Veneto sul fronte dei bonus per l'edilizia, un dato destinato a crescere con la chiusura delle prossime indagini. Le fiamme gialle hanno messo a punto nuove tecniche investigative che stanno fornendo risultati efficaci. Il comandante della Guardia di Finanza del Veneto, Giovanni Mainolfi, definisce i suoi risultati strabilianti. Le fiamme gialle hanno messo a punto un nuovo sistema di indagine capace di lavorare su un'enorme quantità di informazioni e di metterle in correlazione, uscendo dall'ottica dei singoli casi e inquadrandoli in un sistema. Il sistema quindi ci dà un warning che attiva i nostri controlli in materia di riciclaggio. Ci ha consentito di elevare i nostri sequestri in materia di antiriciclaggio, per esempio, da poco più di 100.000 euro del 2019 ad oltre 200 milioni del 2021, il che è una cosa strabiliante. In occasione del 248esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza è stato reso noto il bilancio operativo dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio scorso, un'attività a tutto campo frutto anche dell'accelerazione indotta dalle nuove tecniche investigative. Ci è servito per intercettare fenomeni di violazione in materia di reddito di cittadinanza, in materia di riciclaggio, in materia di evasione fiscale, in materia di infiltrazione di criminalità organizzata, in materia di indebita percezione di spesa pubblica, di bonus facciate e quant'altro. È un sistema complesso che serve proprio per affrontare e fronteggiare i complessi fenomeni che la realtà ci pone. Un campo d'indagine importante dell'ultimo periodo è quello relativo alle truffe sui bonus edilizi, che a livello nazionale hanno superato i 5 miliardi. Noi ad oggi abbiamo accertato oltre 300 milioni di crediti fittizi generati solo cartolarmente, però abbiamo in cantiere delle attività che si chiuderanno a brevissimo che eleveranno di molto questo dato, quindi assolutamente il Veneto è in linea con le altre regioni. Più complicate sono le operazioni antiriciclaggio che hanno a che vedere con altre nazioni extraeuropee particolarmente presenti nel nostro territorio per la difficoltà di tracciare i finanziamenti alla fonte. Se la controparte non riesce a fornire una legittimità a quel denaro, a quelle risorse di cui dispone, evidentemente è più agevole immaginare che si tratti di risorse illecite. Quindi diciamo la catena di indagini per verificare la bontà, la legittimità di quella ricchezza si accorcia. Ed ora parliamo di siccità, perché sta diventando sempre più preoccupante la situazione nei nostri territori come nel resto d'Italia. Ieri nella conferenza Stato-Regioni il Veneto ha chiesto che venga dichiarato lo stato di calamità ma anche di emergenza che imporrebbe l'utilizzo di laghi e di invasi montani ad oggi ancora preclusi alla pianura. Farsi dare l'acqua da chi la sta trattenendo per altri fini che non siano consumo umano o agricolo. Questo è l'obiettivo del Veneto, che ieri ha chiesto al governo che sulla siccità venga chiesto lo stato di calamità e di emergenza. Calamità perché serve ad avere le risorse per ristorare gli agricoltori e l'emergenza per utilizzare la risorsa acqua che c'è ed esiste in alcuni bacini, per esempio montani, che grazie allo stato di emergenza può essere utilizzato per la pianura, perché altrimenti
altre regioni, altre comunità o semplicemente i gestori di questi bacini, penso a chi li utilizza per l'idroelettrico, non vuole rilasciare l'acqua alla pianura per farne un uso diverso che è quello di produzione energetica. Nel mirino il Trentino che continua a negare la crescita del deflusso dai laghi per aumentare la portata di Adige e Brenta. Situazione meno tesa per il lago di Garda, dove le comunità condividono l'aumento del deflusso tramite il Mincio verso il Po, che in questo momento vede il cuneo salino risalito di oltre 20 km. La situazione è abbastanza grave, il cuneo salino ha superato il comune di Porto Tolle e si sta dirigendo verso il comune di Taglio di Po. Le prese che pescano acqua dal Po sono ferme nel comune di Porto Tolle, verranno spente probabilmente a breve nel comune di Taglio di Po e una volta che raggiungerà il comune di Corbola, dove ci sono le prese più a monte, non saremo più in grado di irrigare. Credo rischiamo di perdere il raccolto di soia e mais e ancora peggio il riso, data la tipologia di coltura che richiede molta acqua. Ritengo che avremo un'altra decina di giorni, massimo 2 settimane di disponibilità di poter irrigare e poi saremo costretti a fermarci. E in questo scenario diventano essenziali anche le scelte di ogni singolo cittadino. È ovvio che in questo momento dobbiamo chiedere anche un sacrificio ai cittadini e quindi di non usare l'acqua per riempire le piscine o per lavare l'auto, oppure, ripeto, non arrabbiarsi se uscirà un provvedimento che ci obbliga a chiudere le fontane a getto continuo, perché bisogna rendersi conto che oggi come oggi quelle sono uno spreco che nel 2022 non possiamo più permetterci. Peggiora di giorno in giorno la situazione dei fiumi e canali di Padova. La siccità sta creando danni enormi, i livelli delle acque stanno calando a ritmi preoccupanti di circa 10 centimetri al giorno. C'è sempre meno acqua. A Padova il livello del Bacchiglione e dei canali scende continuamente, siamo ormai in piena emergenza. E poi i detriti nei canali interni bloccano la poca acqua rimasta che non riesce a raggiungere il tronco principale. Sotto il Ponte dei Cavai, al Bassanello ad esempio, la cooperativa Piovego cerca di liberare l'area per far scorrere l'acqua in collaborazione con il Genio Civile, competente per la gestione delle acque. Tenete conto che i canali interni sono praticamente prosciugati, quindi la situazione è grave, ovviamente è grave dal punto di vista generale perché non sta piovendo, la soglia continua ad abbassarsi intorno ai 10 cm al giorno. Sono tanti. Che sono tanti, quindi si tratta di una situazione emergenziale e stiamo interloquendo con il Genio Civile che appunto ha la competenza su questo tema e che è qui anche oggi in sopralluogo per capire come intervenire. In attesa della nuova giunta l'assessore Gallani può fare solo ordinaria amministrazione, ma il monitoraggio è costante, il momento troppo delicato e poi anche gli alberi rischiano di morire per la siccità. La situazione è dettata sia dalla siccità perdurante da mesi e sia dal grande caldo di queste ormai settimane che si stanno accumulando. In sofferenza è tutto il patrimonio arboreo. Da un mese sono iniziate le irrigazioni e la sostituzione degli alberi morti. Per questo è importante piantare molti alberi e aumentare il patrimonio della città, tenendo conto proprio del fatto che in questi giorni di emergenza c'è il rischio di perdere quelli più deboli. Le previsioni meteo regionali prevedono per il Veneto temporanee fasi di instabilità con possibilità di rovesci e temporali da locali a sparsi nel corso di domani. Il fenomeno sarà più probabile tra il tardo pomeriggio odierno e le prime ore di domani e poi tra le ore centrali e le ore serali di domani. Non si escludono temporali localmente intensi, anche con forti rovesci e raffiche di vento e grandinate. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale comunica che sulla base della situazione meteorologica attesa è stata dichiarata la fase operativa di attenzione gialla per criticità idrogeologica fino alla mezzanotte di domani nei bagni idrografici della regione. Caduta l'accusa di riciclaggio, sono liberi i coniugi detenuti che erano detenuti appunto a Zanzibar. Lei padovana, lui inglese, erano stati accusati dagli ex soci. Sono già usciti dal carcere a Zanzibar dove si trovavano in condizioni precarie dal 7 giugno e sono completamente liberi. Per la padovana Francesca Scalfari e suo marito Simon Wood
il giudice ha emesso una sentenza che fa cadere completamente l'accusa di riciclaggio, l'unica che a Zanzibar prevede la custodia cautelare senza cauzione. Abbiamo dimostrato che la giustizia, anche se viene ostacolata, fa il suo corso. Non ho avuto dubbi il giudice donna che oggi presiedeva l'udienza a dichiarare strike out, facendo cadere tutti i capi di imputazione che hanno portato Simon e Francesca tutti questi giorni di carcere. Il pubblico ministero aveva annunciato per oggi prove e testimoni che invece non ci sono stati e il giudice ha così liberato su cauzione la donna padovana e il marito inglese. Ora il processo proseguirà per altri capi d'accusa minori, ma secondo l'avvocata bassanese Manuela Castagnaro la strada ora è in discesa. Il pubblico ministero ha annunciato l'appello che potrebbe richiedere un paio di mesi. Simon e Francesca sono già sulla via di casa, finalmente liberi. Il processo continuerà per gli altri capi di imputazione minori. Tutto era nato da una causa intentata da alcuni ex soci che conteneva anche l'accusa di riciclaggio, quella che ha portato in carcere la coppia. Continuiamo con la cronaca. Una donna di 85 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Castelletto di Soave nel Veronese. L'anziana alla guida della sua utilitaria per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri avrebbe invaso la corsia opposta al suo senso di marcia scontrandosi con un autocarro di un'azienda di trasporti. La donna è morta all'istante. Il Club di Vicenza punta i fari su dirigenti e i funzionari della sanità veneta, ha presentato un esposto alle Fiamme Gialle. Sanità veneta, tutti i dubbi del CUB, la Confederazione Unitaria di Base, sintetizzati in una domanda. È vero oppure no che ci sarebbero alcuni dirigenti e funzionari della sanità veneta in pensione che percepirebbero contemporaneamente lo stipendio? Un interrogativo contenuto in un esposto inviato dal CUB alla Guardia di Finanza di Venezia e alle procure della Repubblica del Veneto. Risulterebbe infatti che non si possano cumulare nel pubblico impiego gli incarichi di direzione qualora il soggetto incaricato sia un funzionario, un medico o comunque un lavoratore in quiescenza. Lo dice a chiare lettere la legge Madia, la 124 del 2014, esplicitata in varie circolari, tra cui la numero 6, sempre del 2014, dove sono scritti a chiare lettere quali sono i divieti di cumulo, cioè o si vive del proprio stipendio di direttore sanitario, di direttore, oppure si vive di pensione e si prende l'incarico di direttore, ma a titolo gratuito. Oggi il CUB vuole fare chiarezza sulla posizione di alcuni dirigenti della sanità e delle ULSS venete e con l'esposto presentato chiede la verifica su possibili incompatibilità tra gli incarichi assegnati dalla Regione Veneto ad alcuni manager e l'eventuale percepimento cumulativo di pensione e stipendio che per un dirigente si aggirerebbe sui 130.000 euro all'anno. Il CUB su questo punto sottolinea il silenzio da parte della Regione Veneto. Riteniamo sia un dovere civico chiarire queste posizioni proprio perché stiamo parlando di risorse pubbliche. Pertanto noi abbiamo scritto questo esposto affinché la magistratura penale ma anche contabile faccia il suo corso. Nuova impennata di contagi Covid in Veneto e nella Marca, a livello regionale 6.154 positivi in più in 24 ore e 5 decessi, le parole del virologo Fabrizio Pregliasco. La curva ormai da giorni continua a salire. Nella provincia di Treviso si sono registrati 1.199 positivi nelle ultime 24 ore, portando a 8.674 il totale delle persone attualmente positive nella Marca. Sotto controllo i ricoveri ospedalieri, anche se la situazione dei contagi viene costantemente monitorata. Siamo in una fase di transizione da quella che era la pandemia, con le sue onde, le sue ondate, a quella che sarà una presenza endemica, ma che si presenterà con delle onde che speriamo nel tempo siano onde digradanti, come quelle di un sasso in uno stagno, però ci vorrà qualche anno a far sì che si normalizzi la situazione. La nuova variante Omicron 5 è molto più contagiosa delle altre. Una
capacità diffusiva enorme, è un po' più buona, tra virgolette, rispetto alla possibilità di determinare effetti pesanti, ma tutto questo anche grazie ai vaccini, e poi stiamo scontando un po' un rialzo fisiologico legato alla libertà che ci siamo guadagnati e che è giusto averla in questo momento, no? Perché la situazione epidemiologica era buona, ora in salita. È chiaro che se ci baciamo, abbracciamo, cantiamo insieme, diamo occasioni a questo virus così più contagioso di ringalluzzire un po'. Queste ondate si susseguiranno nel tempo con rialzi dei contagi e poi dei cali. È probabile appunto che ci sia una crescita. Già da 3 settimane assistiamo a una tendenza in salita, nell'ultima settimana un più 58% nel numero di casi rispetto alla settimana precedente, quindi siamo nella fase espansiva. L'attenzione va tenuta alta e non bisogna mai abbassare la guardia. È giusto che non ci sia più l'obbligo della mascherina, ma usiamo le mascherine come gli occhiali da sole, se serve in situazioni di affollamento, e soprattutto usiamola se siamo soggetti fragili o persone che assistono soggetti fragili e che quindi possiamo così evitare di infettare chi ci sta vicino. Ecco, questo deve essere l'elemento. Con questo virus dovremo convivere e questa è una certezza. Un messaggio da dare ai cittadini è quello di dire: pretendiamo, ecco, dai propri medici curanti, se siamo persone fragili, l'utilizzo immediato, se cadiamo nella malattia, dei farmaci antivirali, perché questi possono fare la differenza per evitare ancora di più quella quota di casi gravi che ci sono ancora. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano. Sarà ringraziato pubblicamente lunedì prossimo a Casugana Lorenzo Tassoni, che lunedì scorso ha preso al volo una bambina tunisina di 4 anni mentre stava precipitando dal terrazzo di un appartamento in via Sant'Antonino. La telefonata di invito del sindaco è arrivata mentre giravamo il servizio. Sindaco, siamo con Lorenzo Tassoni. Eccolo qua al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo farti i complimenti e ringraziarti, perché la storia che abbiamo letto in questi giorni è una storia che mi ha colpito davvero tanto per tanti motivi, ma soprattutto perché è stata salvata una bambina, e quindi volevo davvero ringraziarti tanto e approfittare anche per invitarti in municipio lunedì all'1 se puoi, perché così tutta la comunità ti ringrazia. Ok. Qualcosa di straordinario. È arrivata così questa mattina, mentre giravamo il servizio, la convocazione dell'eroe di Sant'Antonino a Casugana. Una lunga telefonata con il sindaco Mario Conte, al termine della quale Lorenzo era evidentemente emozionato. Stai dimostrando davvero un grande cittadino, un grande uomo. Grazie, veramente. Non so veramente cosa dire, cioè nel senso, veramente. Grande umiltà per questo 28enne veneziano che da diversi anni vive a San Zeno. Laureato a Padova, in Laguna ci torna quasi ogni giorno, visto che lavora come addetto museale a Palazzo Manfrini. Lunedì alle 5 del pomeriggio si è trovato al posto giusto nel momento giusto, ovvero sotto questo palazzone di via Sant'Antonino, quando è caduto a terra un tablet e stava per precipitare una bambina di 4 anni. Ho sentito proprio dal nulla questa cosa che è caduta, questa altezza, e non ho fatto altro che proprio mettermi così e guardare verso l'alto. Ho alzato la testa, ho visto questa scena di questa bambina appesa con un braccino là sopra sul lato corto del terrazzo, che mi guardava senza urlare appunto, ma solo impaurita, cioè proprio. E poi quando si è mollata dove ha sbattuto? Ha sbattuto da qualche parte o è venuto direttamente sulle tue braccia? Non è rimbalzata su questo terrazzo qui, e appunto secondo me è stato questo ad avermi permesso di prenderla più saldamente, se no non lo so cosa sarebbe successo. Non ho urlato, ma ho detto a gran voce ti prego no, avvicinandomi, perché non ero sconvolto dalla cosa. No. Dopo che è arrivata prima la madre in bicicletta, visto i sanitari attorno alla bambina, si è gettata dalla bicicletta in preda al panico, proprio divincolandosi. Poi una volta calmata mi ha baciato un piede che non. Il papà invece? Ha visto la bambina, era tutto bene, mi ha abbracciato anche lui, ci siamo abbracciati, io in lacrime, ovviamente anche tutti in lacrime. Troppe spese, il rincaro delle bollette e l'aumento delle tasse e il crollo delle vendite. A Padova il 30 giugno chiude dopo 4 generazioni, una delle edicole più antiche e conosciute della città.
Una situazione difficile per le edicole di Padova, molte sono costrette a chiudere, c'è una difficoltà oggettiva nell'andare avanti. Una delle edicole che sta per chiudere, che chiuderà proprio il 30 giugno, quindi la scadenza si sta avvicinando, è questa di via Emanuele Filiberto. La vediamo un po' triste però. Molto triste veramente. Dopo 4 generazioni bisogna lasciarla, c'è un sacrificio enorme, c'è una crisi grandissima. E all'inizio andava bene. Sì, facciamo bei soldi all'inizio, dopo la tecnologia nuova ci ha mandati in crisi perché la gente leggono più online o hanno abbonamenti e noi... Ha provato a tener duro ma non è possibile. Ho provato per 9 anni, sono emozionata, scusate. No signora, capisco. Perché mi dispiace veramente, ma non posso andare avanti. 700 di luce. Ecco, questa penso sia stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè una bolletta... No, sì, prima a febbraio-marzo 5,20, aprile-maggio 7,20 e l'ultima adesso 520. Cioè non si può andare avanti. Tanti clienti anche, penso affezionati, che da tanti anni sono qui con lei. No, però adesso leggono online o il computer. Quindi solidarietà, sono dispiaciuti, però insomma anche loro non comprano i giornali. Ho detto ma neanche €1 al giorno non avete speso. E si può vendere un'edicola così? No, non ci sono più licenze adesso, non ci sono più. Ho voluto regalarla a tanti e non vogliono perché non vuole fare il sacrificio di alzarsi alle 5:30 del mattino. Da oggi si può ammirare la ritrovata Maddalena penitente di Antonio Canova. Eccola la Maddalena penitente dipinto di Antonio Canova, ritrovato e riportato all'antico splendore grazie a un minuzioso e meticoloso lavoro di restauro. Si può ammirare la gipsoteca nei 200 anni dalla morte del grande artista in un suggestivo allestimento che mette a confronto 2 Maddalene canoviane. In qualche modo rappresenta lo sfogo del paese natale dell'artista che ha il trionfo a Roma, il suo studio a Roma, e quando viene qui, nei limiti degli spazi e anche in fondo della sua stessa creazione, della sua stessa visione, dipinge. Quindi la pittura si conviene al Canova di Possagno e la scultura si conviene di più invece al Canova di Roma. È bello vedere come l'artista mantenga alcuni brani e come queste 2 opere riescano ad entrare in dialogo. Entrambe ci fanno vedere quello che è il dolore, il pathos, però anche la naturalezza e la femminilità di questo soggetto biblico. È un orgoglio enorme poter rivedere qui questa Maddalena penitente, questo dipinto che è stato fatto proprio dalle mani di Canova all'interno della sua casa, che noi custodiamo gelosamente e che verrà restaurata durante quest'anno. Regione in prima linea inserendo anche il bicentenario canoviano nel cartellone dei grandi eventi culturali del Veneto. La Regione quindi ha voluto, anche da un punto di vista dell'impegno diretto, dare la propria partecipazione e sostegno al sistema degli eventi manifestativi canoviane, ben sapendo che qualificano poi l'offerta intera di un territorio e rappresentano quindi un valore aggiunto per il Veneto nel contesto sia locale ma anche in un contesto nazionale e internazionale. Rush finale verso i ballottaggi, si vota domenica dalle 7 alle 23 a Verona, Jesolo, Feltre e Thiene. E Antena 3 seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring dalle 21:15, una maratona da non perdere con collegamenti in diretta e ospiti in studio per commentare il verdetto delle urne. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rotamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Anticiclone africano meno forte al nord-ovest, mentre sul nostro territorio si manterrà stabile e dunque il tempo sarà buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 24 giugno ci mostra un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.
Poi con il passare delle ore nuvolosità in aumento e non si esclude una maggiore variabilità sui rilievi con temporali sparsi. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime tra 16 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con poche nubi a carattere sparso. Sulle zone montane acquazzoni nel corso del pomeriggio, in estensione anche alle pianure adiacenti. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime sui 31-32. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo bel tempo, dalle ore pomeridiane e soprattutto in serata frequenti rovesci. Temperature minime sui 21-22 gradi, massime intorno ai 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.